Ecco. Italia verso Sardegna! Ancora! L'Italia verso Sardegna! Ancora! L'Italia verso Sardegna! Ancora, de Sa Sardegna. A casino! Ecco, la domanda è proprio questa. Di chi è questa terra in noi siamo? È nostra. Este del suo popolo sardo. Ed è un popolo che esiste. Fino si sia che finta che questo popolo non vi sia, te uno ha che te delibera, zes, decidi proprio questa terra. Prova. Prova, a sentennete? Bene, e tanto noi siamo sino che popolo sardo, pro narrere che questa è la terra nostra e sopra di questa terra decidiamo noi. Quindi si va già a bere, concessione da dare o da tancare, siamo noi che abberiamo e tancamo e che ne sia atto che sia fatto da qualunque entità è illegittimo. È illegittimo perché uno ha chiamato governo nazionale, governo del stato occupante, del stato istranzo che come è fatto mere in terra nostra, nazionale stupifero. La nazione siamo noi, la nazione sarda è atto un territorio nazionale che si chiama Sardegna e non timiamo né sorvezzo di occupante, di occupatore, né sonnoso. Commente non timiamo questo nanos politico che sono sul governo della regione, che sono a comando del sormere che sono in continente e che hanno l'innara una pissa, che hanno l'innara una cacana, non hanno nessuna autonomia decisionale. Sono l'unico che hanno l'autonomia decisionale siamo noi, pizzo di questa terra, fino che bisogna da sempre, e abbiamo visto con l'anne, tanto dei conquistatori, l'Aragonese, lo Pisano, il Genovese, come non so italiano, ma prima o poi questo libro di storia lo tancamo, commentiamo stancato usate e lo poniamo, ne si scaffare, pare che usate un libro di storia, che isso scorrono, isso sono contingenti, temporaneo, noi siamo sul definitivo, siamo eterni in questa terra, non hanno compreso Galucus, non hanno compreso. E tanto siamo ginocchie con le sacche ridere che questo popolo è presente e non è sta masettato, non si è comportato da ginocchiera come non la possa meloni, no, assolutamente. Noi siamo ginocchie che sono il nostro che sa gana di guerrare e di non lasciare un parmo di terreno che sia in mano da sol bardanatore. Ne approfitto per bonnare che a questa bardana ne pote sicchire un'altra cosa adesso nucleare. Hanno approvato una legge delega che dà potere assoluto sul governo di decidere in un beppone se scorre radioattiva e in un sperimentare su reattore nucleare modulare e indovinate caleste su criterio che hanno separato sismicità 4 e chi è vata intro il Stato italiano che sismicità 4 la Sardegna, quindi stiamo attenti, che può capitare, poi hai da stue come vai da io. Allora, in dialetto italiano non mi scaldare, quindi
interventi. Allora, e quindi Murnanni, stiamo attenti che entro le Ocanno decidini in un beppone se scoria nucleare. Hanno già stanziato 320 milioni di euro per supporto di Santa Giusta Oristano, può adeguare le banchine, arrestire le nave che trasportano la di scoria e tanno l'iscana, commentano il fatto della battaglia in Oristano in questa panchina, che noi siamo pronti a tornare a Inie e a fare in modo che questo non succeda. A Calesia, te lo ripeto, a Calesia costu!